Buongiorno e buon sabato 1° agosto, ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, tanti anche oggi fatti di cui darvi conto dall'incendio a Fusina di ieri sera, tra pochissimo gli aggiornamenti con Anna Maria Parisi, parleremo ancora di furti nella Marca e poi di questo weekend da bollino nero sulle strade e autostrade, ma anche un weekend accompagnato da nuove ondate di calore che stanno causando molti disagi fisici alle persone. Ma iniziamo, come detto, dall'incendio di Fusina al terminal. Ieri sera sono terminate da poco le operazioni di messa in sicurezza. Lo ricordiamo, si tratta del secondo rogo, rabbia anche sui social per la mancanza di allarmi tempestivi. Facciamo il punto della situazione anche per quanto riguarda le condizioni dell'aria con la nostra Anna Maria Parisi insieme a Sandro Ponchio. Buongiorno Anna Maria. Eccoci, siamo a 2 passi letteralmente dal luogo in cui si è sviluppato l'incendio, presso il terminal multiservice, che si trova esattamente a pochi passi da noi, a meno di 200 metri, ma al momento non c'è possibile accedere all'area in quanto l'autorità portuale non l'ha concesso a tutti noi giornalisti. Sono infatti in compagnia anche di altri colleghi. Al momento, dopo l'incontro avvenuto questa mattina in prefettura con il sindaco di Venezia, che stiamo attendendo insieme al comandante dei vigili del fuoco Alberto Maiolo, che a sua volta stiamo attendendo in quanto si trovano in sopralluogo sul luogo dell'incendio. È emerso dalle analisi dell'ARPAV che il materiale, il particolato ferroso che si è trovato nell'aria in seguito alla densa nube nera che si è estesa da ieri sera fino a pochi minuti fa da Marghera a Mestre, non evidenzia segni particolari di pericolo, in quanto le analisi evidenziano come si tratti di comunque particelle che si trovano entro i limiti di legge. Fatto sta che comunque la preoccupazione della gente è tanta. Infatti in corso a poco lontano da qua, pochi isolati da qua, in quel di Marghera, un flash mob di cittadini e comitati di protesta contro il mancato avviso da parte delle sirene del rischio cui si è andati incontro. In effetti le sirene non sono funzionanti da giorni, ma nemmeno la macchina di allerta con i megafoni, con gli agenti della polizia locale ha funzionato, in quanto sono risultate inesistenti non soltanto ieri, giorno del secondo rogo, ma anche nella giornata precedente. E quindi a prendere fuoco sono stati dei materiali ferrosi con anche materiali elettrici, si parla anche di frigoriferi e batterie elettriche, però adesso noi stiamo attendendo escano dal porto sia il sindaco, ripeto, Simone Venturini, che il comandante dei vigili del fuoco Alberto Maiolo, per capire che cosa è effettivamente accaduto nell'arco di queste 2 giornate con questi 2 roghi, e poi vi illustreremo il loro report. Per il momento da Porto Marghera è tutto, con le immagini di Sandro Ponchio ti restituisco la linea. Grazie ad Anna Maria Parisi, grazie anche a Sandro Ponchio. Vi facciamo vedere le immagini che ci sta inviando davanti al municipio di Venezia, la municipalità di Marghera, il nostro Filippo Fois, che fanno riferimento al flash mob che è stato organizzato in mattinata proprio in seguito a questo secondo incendio, perché chiaramente vedete i cartelli con no inceneritore e cresce la
preoccupazione dei cittadini per la sicurezza di quell'area e appunto, come si diceva, anche per questi mancati avvisi, allarmi che ci sarebbero stati tempestivamente in seguito a questo secondo rogo e dunque la vedete, la mobilitazione di fronte alla municipalità di Marghera da parte dei cittadini per chiedere maggiore sicurezza, ed è quella stessa sicurezza che chiedono anche i cittadini ormai sotto l'assedio dei ladri. Marca trevigiana che non trova pace in questa estate 2026. Ieri vi abbiamo raccontato dei furti a Ponzano, il giorno prima ce n'erano stati anche tra Silea e Casale. Casale nuovamente nel mirino dei ladri, ladri che sono entrati in azione negli ultimi giorni tra Zero Branco e Quinto di Treviso. La nostra Edi Caliman insieme a Tommaso Migot si trova proprio a Quinto di Treviso, dove i ladri sono stati messi in fuga, come ormai succede spesso, dai proprietari, perché i ladri sempre più spregiudicati, che cercano di entrare anche proprio se i proprietari in quel momento sono in casa. Buongiorno. Esattamente, Francesca, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo con Ezio Marangon, che ringrazio, buongiorno. Che porta ancora i segni della fuga con i ladri. Ha lasciato la stampella all'interno adesso, però insomma è stato costretto ad andare al pronto soccorso. Cosa è successo? È successo che mia moglie ha trovato il ladro sulla finestra. Ti spiego dall'inizio, sono arrivati qua alle 22:40 giovedì sera, ancora da qui, da via da San Vitale. Sono arrivati e sono entrati qui subito in fianco alla casa, che c'è un piopetto, c'è un passo carraio, sono entrato da lì. Mia moglie si è accorta delle luci, perché siccome dormivamo con le finestre e con i balconi aperti, finché andavamo a letto dopo li chiudiamo, ha visto il fascio di luce dei fanali, però si è allarmata perché di solito senti, siccome c'è la strada qui davanti alla casa, senti le macchine passare. Si è allarmata perché non ho più sentito il rumore della macchina, mi dice: ma dove è andata la macchina? Si sono i fanali e la macchina non c'è. Allora si è sporta fuori a vedere, ma davanti alla casa non c'erano. È andata dietro a vedere il balcone del bagno e ha visto che c'era la macchina che andava dentro in mezzo ai pioppi. Allora mi ha chiamato subito per vedere, sono andato fuori anch'io, ho visto la macchina che mai aveva già spento i fanali, però si sentivano dei ragazzi che scendevano dalle portiere perché si accendevano le luci dentro. E a un certo punto ho sentito il rumore come di ferri, di attrezzi, di levarini, di cacciaviti, roba metallica, un frastuono metallico. Ho detto no, questi qua sono ladri. Ho detto. Allora mia moglie fa: vai, prendi il telefono, chiama i carabinieri intanto. Va bene, i carabinieri. Intanto che io vado a prendere il telefono e torno, lei si trova là davanti alla finestra, perché lui guardava dentro, e lei si è trovato davanti e ha gridato subito: Ezio, prendi la pistola, sparagli, attenti che sono i ladri. Allora il ladro si è subito messo in fuga, ho visto che è arrivato alla macchina e io: cosa faccio a questo punto? Vedo se riesco a trovare il numero di targa della macchina. No? Va bene, salto fuori dalla finestra, mi cado anch'io, ma c'è una registrazione che si vede, e mi faccio male il tallone. Va bene, intanto provo ad andare fuori più vicino, ma quando sono partiti hanno fatto un casino di polvere che non si è riuscito a vedere. Ho visto solo il tipo di macchina e il colore e basta. Ed è una macchina, una Stelvio bianca rubata a Vercelli, risulta, e che sta girando soprattutto in questa zona, perché lei non è stato l'unico ad essere colpito. Ezio, intanto la ringraziamo per questa testimonianza. Francesca, se sei d'accordo, da Quinto di Treviso intanto ti faccio vedere quanto è successo in questi giorni anche a Ponzano Veneto, e poi a te la linea. Non si è tranquilli, assolutamente no, perché più li avvisi, più che stai attenta e peggio è. Speriamo che, come ho detto a mio marito, non sia un avviso che vengano magari un'altra volta. E questo ora è il timore della famiglia Baseggio di un ritorno dei ladri nella loro abitazione nel quartiere Albastona a Ponzano. Martedì sera la figlia 28enne di Monica sta dormendo sul divano. A un certo punto alle 11:30 si è visto puntare una pila in faccia. Si è svegliata di soprassalto e c'era un personaggio abbastanza alto. Il cane ha fatto il disastro perché ha abbaiato tantissimo. Il tempo che noi siamo messi a urlare i ladri sono scappati. I carabinieri già in zona per altre segnalazioni hanno perlustrato l'area, ma dei malviventi nessuna traccia, scappati quasi sicuramente attraverso gli stessi campi dai quali erano arrivati, complice il buio. Poco prima una parente che abita all'inizio di via Dante Alighieri, messa in allerta dall'abbaiare della sua cagnolina, aveva visto un uomo vestito di nero allontanarsi. Che è entrato in quella stradina che porta ai campi, che probabilmente poi è andato dai parenti qui in fondo alla strada.
Questo ho visto, grazie alla cagnolina che ha fatto d'antifurto. Altrimenti rischiavano di entrare anche qui. Probabilmente sì, io credo fossero già entrati lì in giardino, cioè che avesse già scavalcato la recinzione. Non si può stare tranquilli neanche in casa propria e non era notte, insomma erano le 11:30 di sera. Solo un tentato furto, ma che ha lasciato una ferita profonda nella famiglia Baseggio. Certo che è stato scioccante per sua figlia. Per mia figlia sì, sono 3 notti che non dorme. Come si vive col terrore? Spieghi a mia figlia, perché io sono grande, ho una certa età, lei non ha neanche 30 anni, però la paura è stata tanta, ma tanta. Tremava la figlia. Il sindaco di Ponzano, che ha portato la sua vicinanza alla famiglia, è consapevole che se non ci sarà un intervento a livello legislativo la situazione rischia di degenerare. Come amministrazione concorreremo ai bandi regionali per la sicurezza e la videosorveglianza, non in quelli nazionali che tanto sappiamo di non avere possibilità visto che sono dedicati in altre parti d'Italia, e comunque la videosorveglianza non può essere sicuramente la soluzione, probabilmente in Italia deve cambiare qualcosa rispetto alle leggi e la possibilità, non dico di difendersi ad ogni limite, ma in questo caso per esempio l'offesa è stata una pila e la violazione di domicilio, la difesa cos'era? Puntare una pila in faccia ai ladri, e il cane abbaiato avesse morso, cosa sarebbe successo? Io credo che le cose qui in Italia devono cambiare, altrimenti rischiamo che il popolo italiano intervenga in maniera diversa. Questa dunque è l'esasperazione dei cittadini sotto assedio dei ladri. Noi continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Verona con l'omicidio dell'80enne Grazia Rizzardi. Il figlio Andrea Recchia, 52 anni, è rinchiuso nel carcere di Montorio con l'accusa di averla accoltellata a morte. Non è da escludere che il delitto sia legato alla malattia degenerativa dell'anziana vittima. Sarà l'autopsia a dover chiarire con quanti fendenti abbia infierito sulla madre il 52enne di Verona arrestato dalla polizia per omicidio volontario. Andrea Recchia, questo è il nome dell'uomo, ha utilizzato un coltello da cucina per colpire la donna, Grazia Rizzardi, 80 anni. L'arma è stata recuperata in casa e posta sotto sequestro. Stando alle informazioni fin qui emerse, l'anziana soffriva di una malattia degenerativa ed era proprio il figlio a occuparsene. Pittore, che anche tra i vicini di casa in via Boccioni a Borgo Venezia piazzava i suoi quadri, i suoi lavori, uccisa la madre non è escluso dopo una lite, un diverbio, dal momento che sarebbero state avvertite delle urla prima che il dramma si consumasse. Recchia ha telefonato a un'amica a cui ha confessato quello che aveva appena fatto. La donna ha allertato le forze dell'ordine, ma al loro arrivo per la pensionata non c'era più nulla da fare. Il 52enne ha ammesso dunque le proprie responsabilità. Quanto al movente del delitto, resta da accertare se possa essere collegato al progressivo aggravamento delle condizioni della pensionata. I due, hanno riferito i residenti della palazzina in cui abitavano, risultavano persone semplici e ben educate, riservate nel loro modo di vivere, unite tra loro, con il figlio che accudiva la madre e la accompagnava a fare la spesa. Rinchiuso in carcere a Montorio, è ora in attesa dell'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto. Aggressione giovedì notte nel cuore della città di Treviso. Un cittadino dominicano è stato ferito con armi da taglio e picchiato. Indaga la polizia. È stato trovato a terra in una pozza di sangue. Si tratta di un cittadino dominicano di 41 anni. L'uomo è stato vittima di una violenta aggressione, colpito con armi da taglio, coltelli o cocci di bottiglia e poi picchiato. È accaduto nella notte in piazzetta Giustinian Recanati nel cuore di Treviso. A dare l'allarme sono stati i militari dell'esercito italiano che durante il pattugliamento della zona hanno notato il 41enne riverso a terra con una profonda ferita sulla fronte. Immediatamente sono stati allertati i sanitari del SUEM 118 che hanno portato l'uomo in ospedale, cosciente ma sotto shock e provato dalle percosse subite. Le indagini affidate alla polizia che stanno cercando di ricostruire l'aggressione e risalire ai responsabili del pestaggio. Gli agenti stanno anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli occhi elettronici potrebbero aver immortalato l'agguato. Non si esclude la pista del regolamento di conti. La piazzetta era compresa nella zona rossa, l'area a tutela rafforzata in vigore fino a metà luglio. Una piazzetta dove liti e risse accadono spesso. Ha sentito di una rissa di ieri sera qua con gli dominicani? No. Lui no, ma non abbiamo sentito niente. Ma qui com'è la situazione? Di notte ogni tanto è casino. Ma stranieri o roba? Chi lo sa, si gridano, prendono la botte da soli per... non si sa, sono anche stranieri, sì, tutte le razze.
Un fatto analogo era accaduto qualche settimana fa in un quartiere di Treviso, Sant'Angelo, dove un cittadino indiano di 37 anni, Dupinder Jet Singh, sarebbe stato aggredito e picchiato. L'uomo era stato portato in ospedale una decina di giorni dopo, il 14 luglio scorso. Purtroppo, a causa delle gravi lesioni riportate, era deceduto. Si sospetta che l'uomo sia stata vittima di un'aggressione. La zona del presunto pestaggio è priva di telecamere, per questo gli investigatori stanno analizzando le celle dei telefoni cellulari della zona nel tentativo di individuare gli eventuali autori di quello che sembra essere stato un vero e proprio pestaggio. Restiamo nella Marca con l'omicidio di Varago. Per la Cassazione fu legittima difesa, è uno degli elementi evidenziati nelle motivazioni che hanno portato all'annullamento della sentenza. Un video ritenuto fondamentale nella ricostruzione della morte di Aymen Adda Benameuri, il 17enne accoltellato l'11 maggio 2023 a Varago dal 21enne Elia Fiorindi. La Cassazione spiega come durante l'azione la vittima avesse in mano un oggetto appuntito che sembra un coltello. Per la Cassazione dunque gli elementi evidenziati dalla difesa e presenti nel video possono configurare la legittima difesa. Non solo, ma le motivazioni della Corte d'Appello su questi punti è stata contraddittoria. La motivazione della Cassazione è veramente stringente, nel senso che ha dichiarato che la sentenza della Corte d'Appello è carente e contraddittoria rispetto a quelli che erano i punti che avevamo evidenziato, e cioè il fatto che Fiorindi avesse agito in uno stato di legittima difesa perché gli elementi che erano stati evidenziati, e cioè il fatto che fosse stato aggredito con un coltello preso per il bavero con modalità violente, costituiscono presupposti per la legittima difesa. La decisione della Suprema Corte rinvia il processo nuovamente in appello. Per l'avvocato questa potrebbe essere la vera svolta. La Cassazione ha restituito gli atti alla Corte d'Appello, ad altra sezione alla Corte d'Appello di Venezia, per un nuovo giudizio che deve tener conto di questi che sono gli elementi che la Corte di Cassazione ha valutato, e cioè il fatto che quegli elementi di cui ho parlato sono effettivamente degli elementi che sostengono la legittima difesa, e quindi è prevedibile, anche se il carattere prudenziale dell'affermazione è necessario, è prevedibile una sentenza assolutoria. Elia e Aymen si erano trovati a Varago per trattare una cessione di stupefacente che sarebbe dovuto essere acquistato dal 17enne. Una volta incontratisi, quest'ultimo avrebbe chiesto al più grande di spostarsi in una zona più riservata. L'impianto di videoregistrazione avrebbe consentito di immortalare quei momenti, e l'analisi della loro visione confermerebbe quanto dichiarato da Fiorindi al pubblico ministero al tempo dell'interrogatorio, ovvero che avrebbe temuto per la sua vita. Improvvisamente Adda l'avrebbe afferrato con un coltello in pugno. Il resto è la cronaca di una tragedia. Lasciamo per un attimo la cronaca, è il primo vero e proprio esodo d'agosto, bollino nero sulla rete autostradale. Allora andiamo a Palmanova con il nostro Omar Costantini insieme a Francesco Zilli per capire qual è la situazione in questo momento e che cosa dobbiamo aspettarci. Buongiorno Omar, buongiorno al tuo ospite. Sì, buongiorno, un caro saluto alle amiche e agli amici di Antena 3, siamo con il direttore Sartelli per quanto riguarda la situazione in tempo reale del traffico lungo la rete autostradale di Autostrade Alto Adriatico. Per quanto riguarda, direttore, la zona orientale, tutto sotto controllo, no? Parliamo dell'Isert e e Sant'Andrea per il bivio A34. Sì. C'è stato molto traffico verso il casello di Lisert, in questo momento ci sono circa 4 km di coda, ma è in atto una safety car proprio per farla diminuire, quindi nell'arco di 20 minuti non avremo più coda al casello di Lisert. Abbiamo comunque traffico molto intenso, i nostri caselli stanno dando in questo momento un più 10% alle uscite. Per quanto riguarda invece i nostri amici del Veneto, dunque Portogruaro, San Stino e San Donà? Anche le riviere venete sono molto battute, un delta più anche al casello di uscita per il Veneto, quindi anche sotto pressione San Donà, San Stino, i caselli che portano al mare. Traffico molto intenso, ma non ci sono code in uscita se non piazzali pieni.
Poi tra l'altro la tecnologia vi viene incontro, perché mi diceva prima di andare in onda che avete potenziato, no, anche sistemi di pagamento, dunque questo velocizza in un certo senso e diminuisce l'attesa alle barriere. Sì, oltre il telepedaggio che comunque viene molto usato, da quest'anno è possibile pagare con strumenti elettronici, quindi c'è il contactless e questo sicuramente velocizza. Da sottolineare che il grosso dovrebbe passare poi nel corso del pomeriggio, si tornerà poi alla normalità. Sì, avremo ancora traffico intenso fino al tardo pomeriggio e poi in serata il traffico diminuirà. Grazie direttore, buon lavoro, e da Palmanova è tutto, la linea di nuovo a Treviso. Grazie davvero Omar, grazie anche a Francesco Zille, grazie naturalmente al direttore di esercizio Autostrade Alto Adriatico Davide Sartelli. E noi torniamo alla cronaca. Il 5 settembre scorso veniva commessa a Marostica una violenta rapina ai danni di 2 orefici, bottino di 600.000 euro, adesso c'è un indagato a Caserta. Una violenta rapina avvenuta a Marostica il 5 settembre scorso ai danni di 2 orefici il primo giorno della Fiera dell'Oro a Vicenza. Un'aggressione con un bottino di oltre 600.000 euro di cui non si era mai saputo nulla. La denuncia da parte di un imprenditore orafo brasiliano di 63 anni e una cittadina svizzera di 81 era stata presentata la stessa sera agli agenti del commissariato di Bassano. Adesso la polizia informa che c'è un passo avanti nelle indagini. Il 29 luglio gli agenti del commissariato hanno eseguito a Castelvolturno, in provincia di Caserta, un decreto di perquisizione personale domiciliari nei confronti di un 27enne napoletano, già conosciuto dalle forze dell'ordine per numerosi precedenti e condanne. È sospettato di aver fatto parte della banda e indagato a piede libero. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 2 telefoni cellulari in uso all'indagato che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nella speranza di recuperare elementi utili a ricostruire ruoli, contatti e dinamica del colpo commesso dalla banda. L'inchiesta nasce dalla brutale aggressione subita dai 2 imprenditori all'esterno di un locale pubblico. Un comando composto da almeno 3 persone li aveva assaliti con violenza, provocando anche lesioni personali per impossessarsi dei 2 trolley riposti nella macchina della coppia, contenenti l'ingente quantitativo di pietre preziosi, in particolare acque marine. E adesso è il momento di spostarci nel Padovano con il nostro Federico Fusetti per raccontarci dell'aggressione di un 17enne da parte di 8 giovani, cosiddetti Maranza, per i quali è scattato il DASPO. E così, buongiorno Federico. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, esattamente come dici, siamo a Padova. Io e Federico Cibotto ci siamo collegati con voi per raccontarvi di questa storia che vede protagonista negativi 8 ragazzi, di cui 6 minorenni tra i 15 e i 17 anni, e una povera vittima, un ragazzo di 17 anni che in questa zona, siamo in via Romana Aponense, era con la sua bicicletta che probabilmente aveva deciso di fermarsi qui. Viene circondato, accerchiato da 8 giovani, come li hai definiti tu, Maranza, come ormai definiamo questi ragazzi sbruffoncelli che spesso aggrediscono anche senza motivo dei loro coetanei. Viene accerchiato, prendono di mira la bicicletta, poi lui con offese sempre più pesanti, a un certo punto si accorgono che ha una catenina d'oro al collo e ovviamente cercano di strappargliela. Per fortuna sua questo 17enne riesce a divincolarsi e fugge nella parte retrostante questo centro commerciale e lì riesce ad avvisare le forze dell'ordine. Arrivano 3 pattuglie della polizia della questura di Padova e riescono a individuare, a fermare tutti e gli 8 aggressori che vengono denunciati. Alcuni hanno già dei precedenti, molti non noti, già noti alle forze di polizia per alcuni di loro, e come annunciato vengono colpiti da una sorta di DASPO emesso dal questore di Padova Marco Dorisio, cioè per 3 anni non potranno più avvicinarsi a questa zona. Chissà se basterà, di sicuro rischiano di rovinarsi la vita per l'ennesima denuncia
denuncia. Il signor Roberto abita qui e, pur non avendo visto questo episodio in particolare, insomma, ci diceva che i giovani scorazzano spesso qui facendo anche dei danni. Non è detto che siano gli stessi ovviamente, però succede. Bravissimo, da più di qualche anno che purtroppo ci sono piccole bande di ragazzini che scorazzano all'interno del centro commerciale, nella zona delle officine, i giardini, e fanno soltanto danni. Ora, non dico che siano questi, però purtroppo esistono queste piccole bande di teppistelli che provocano danni, ma molti danni. Allora abbiamo il centro commerciale qui dietro che purtroppo nel periodo di fine settimana, quando i negozi chiudono, diventa terra di nessuno. Tutti scorazzano sopra in bicicletta, monopattini, fanno danni, cioè un po' di tutto e di più. Ora non so, ripeto, se siano questi qua che hanno fatto questa aggressione, però certo che bisogna in qualche modo intervenire. Voi residenti non vi voltate dall'altra parte, perché comunque insomma cercate di controllare quello che accade e segnalare anche. Sì, noi abbiamo un gruppo WhatsApp che segnala praticamente quello che riguarda tutti i piccoli incidenti quotidiani che possiamo avere nelle varie famiglie, persone che controllano magari l'entrata delle case e quant'altro. Quando sorge un dubbio, una persona segnala sul gruppo e ci diamo da fare magari per intervenire con le forze di polizia. Questo è un classico, insomma, normale. Però più controlli sarebbero graditi, anche se in questo caso 3 pattuglie sono arrivate in pochissimi minuti. Sì, il fatto che siano arrivate 3 pattuglie in pochissimi minuti è una cosa molto positiva, però ripeto, bisogna fare un qualcosa di più, non è sufficiente, bisogna veramente stare molto dietro a tutti questi ragazzi, e parlo anche alle famiglie, perché le famiglie purtroppo dicono sempre sono ragazzate, ma signori miei, queste non sono ragazzate, questi sono problemi grossi che le famiglie devono capire. Grazie signor Roberto, non sono ragazzate perché Francesca è finita con una denuncia per tentata rapina per tutti questi 8 ragazzi, oltre, come abbiamo detto, a questa sorta di daspo. Da me Federico Cibotto, se non hai domande è tutto e ti restituiamo la linea. Grazie davvero Federico, grazie anche a Federico Cibotto e grazie anche alla testimonianza di questo cittadino. Abbiamo parlato dell'esodo, il primo esodo di agosto con Omar Costantini. Sicuramente chi parte sarà accompagnato da temperature elevatissime, parliamo della 4ª ondata di calore che si sta rivelando la più intensa dell'estate. I 40 gradi saranno la normalità per i prossimi giorni, le notti saranno tropicali, al pronto soccorso continuano ad arrivare anziani in difficoltà per la poca idratazione, e allora andiamo in diretta con il nostro Mirko Cavallin per capire qual è la situazione. Buongiorno Mirko sotto il sole tra l'altro, quindi caldo anche per lui. Sì, siamo sotto il sole, ma qui vicino c'è un ippocastano, ci siamo riparati fino a poco fa con Alessandro Costacurta. Siamo intorno ai 35 gradi in questo momento a Bassano del Grappa, all'esterno del pronto soccorso, dove questa mattina ci hanno confermato, come dicevi, diversi accessi nelle scorse ore, negli scorsi giorni, per anziani disidratati. Si tratta di persone che normalmente vivono da sole, magari con pochi parenti vicino, che non bevono perché quando si è più avanti con l'età non si ha lo stimolo della sete, magari non c'è l'aria condizionata a casa e quindi però il corpo ne soffre perché le temperature continuano a spingere, con temperature all'interno dell'abitazione che possono superare ampiamente i 30 gradi e anche con un maggiore tasso di umidità. Questa mattina nel Bassanese, ma anche nella Pedemontana Trevigiana, è passato un veloce temporale tra le 6 e le 8 che ha sì rinfrescato un po' le temperature questa mattina, ma poi ha lasciato una coda di umidità che si dovrebbe sentire proprio nel pomeriggio. Ricorderemo tra poco i consigli dell'ULS 7, ma valgono un po' in tutto il Veneto su come affrontare questa emergenza caldo, ma il record lo ha registrato la città di Bassano. Le centraline dell'ARPA, i dati ufficiali, hanno registrato ieri 31 luglio un record che supera quelli del 2015 e del 2003, come ci ha confermato poco fa il nostro esperto di Meteo Bassano e Pedemontana, Nicola Sfarronato. Ieri, dopo 11 anni, 22 luglio 2015, Bassano del Grappa ha ritoccato il record di temperatura massima per quanto riguarda la città, con 37,9 gradi
Bassano del Grappa ha un nuovo record di temperatura massima estiva, toccato proprio ieri 31 luglio 2026. Che dire, abbiamo superato anche il 2003, il più recente era il 2015 come ho detto, ma quello che si avvicinava di più era quello di agosto 2003, ma anche quello è stato ulteriormente ritoccato verso l'alto con 37,9 gradi. Diciamo che Bassano del Grappa è una città che spesso viene mitigata dalla brezza che arriva dalla Valsugana, soprattutto in giornata durante le ore più calde, ma ieri, complice una brezza che ha seccato letteralmente l'umidità, l'aria, avevamo umidità relativa intorno al 20-25%, ieri in giornata la temperatura è schizzata verso l'alto sfiorando praticamente i 38 gradi in città, valori oserei dire totalmente fuori scala per quanto riguarda la nostra pedemontana, ma c'è stato anche di peggio con valori che hanno sfiorato addirittura i 40 gradi su alcune zone del Vicentino e del Trevigiano, e purtroppo questa ondata di caldo continuerà anche per buona parte della prossima settimana, e possiamo pure affermare che fino al 7-8 di agosto, a parte qualche cenno di instabilità come è successo questa mattina, ma comunque con un refrigerio praticamente momentaneo, non avremo scampo a questa ondata di calore che è la quarta della stagione. Solo parzialmente qui a Bassano, attenuata da una brezza che scende dalla Val Brenta. Si può attenuare ad esempio indossando un cappello, usando un ombrello per ripararsi dal sole. Anni fa prendevamo in giro i giapponesi, i cinesi perché giravano con l'ombrello, invece ormai sta diventando anche per noi una situazione normale. Allora i consigli dell'ULSS su come vincere il caldo, riportandoci, e parto proprio dall'ultimo: sorvegliare, prendersi cura delle persone a rischio, e parliamo soprattutto di anziani, persone che magari hanno già qualche patologia, quindi invitare a bere, visitarli, controllare la situazione. Poi uscire di casa non come facciamo noi, ma lo facciamo per lavoro nelle ore meno calde della giornata, quindi prima delle 11 e dopo le 18, indossare abbigliamento adeguato e leggero, bere regolarmente, alimentazione corretta e anche qui leggera con frutta e verdura, ridurre la temperatura corporea, quindi docce non bollenti ma con acqua tiepida, rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro, magari approfittando delle ore del mattino per arieggiare la casa, e non lasciare a lungo l'auto parcheggiata al sole. Dovrebbe essere ovvio, ma senza lasciare all'interno anche per pochi minuti animali o persone. Purtroppo, come sapete, è successo spesso con dei bambini piccoli. Questi dunque i consigli dell'ULSS, che ha segnalato, come dicevamo, accessi ripetuti al pronto soccorso per anziani disidratati, quindi continuate a bere anche se non avete sete, ma con questo caldo è praticamente impossibile. Allora io e Alessandro Costa Curta adesso torniamo all'ombra. Buon lavoro, a te la linea, Francesca. Grazie davvero Mirko, andate assolutamente all'ombra perché in effetti insomma il caldo di questi giorni si fa sentire, così vengono individuate proprio delle oasi climatiche dove trovare refrigerio, e allora vediamo proprio il servizio su questo. Temperature roventi e ondate di calore, come annunciato, stanno imperversando anche a Vicenza e provincia. Termometri che schizzano a fiorare i 40 gradi fanno però temere il richiamo di aria più fredda e di violenti temporali. Per questo il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha decretato l'allerta gialla anche per dissesto idrogeologico esteso fino a domani. Al momento però, oltre a possibili violenti rovesci localizzati soprattutto nella fascia pedemontana, non sono previste precipitazioni diffuse nemmeno la prossima settimana. Uno scenario d'emergenza che ha fatto scattare un piano apposito del comune capoluogo per tutelare le persone fragili dal calore intenso nelle ore centrali della giornata. L'istituzione di apposite ose climatiche, 39 in tutto, che sono state mappate e presentate alla città con alcune novità assolute. Abbiamo pensato di rendere gratuito l'accesso sia per residenti che per tutti i turisti, pensando a chi si ritrova qui nelle ore più calde in città, di Palazzo Chiericati, quindi dalle ore 12 alle ore 16,
del piano terra, dove in questo momento c'è una mostra di pittura e disegni della fine dell'Ottocento e inizi del Novecento di artisti veneti, quindi una grande possibilità per stare al fresco. Abbiamo anche delle sedie, abbiamo i servizi. E l'altro aspetto invece, siamo riusciti ad aprire fino alle 21 venerdì, sabato e domenica il giardino di Santa Corona che dà su Corso Palladio. Sono prevalentemente parchi, aree verdi o anche strutture fisiche. E in più abbiamo come giunta questa mattina anche approvato un'iniziativa sperimentale che parte domani, 1° di agosto, fino al 31 di agosto. Apriremo alcuni parchi prima, quindi alle ore 8 di mattina, li chiuderemo dopo alle 21 anziché alle 20. E allora si cerca refrigerio nelle oasi climatiche di cui abbiamo parlato, di cui ha parlato Daniele Garbino del servizio. Chi può va in montagna o va al mare, e chi invece resta in città magari cerca refrigerio nel fiume, nel Piave, per quanto riguarda in particolare i trevigiani, con i pericoli però che questo fiume spesse volte ha dimostrato di nascondere. Per questo ci sono i sindaci che corrono al riparo con ordinanze ad hoc. Il primo a farlo è stato il sindaco di Susegana, con il divieto di balneazione nel Piave. Ha emesso questa ordinanza che di fatto raccoglie quelle che sono state le indicazioni dell'Avvocatura dello Stato, che era stata interpellata proprio dai sindaci per fare chiarezza su responsabilità e competenze. Il fiume deve essere interpretato come un parco naturale e non come una piscina, una succedanea di una piscina. Ecco, cioè, bisogna stare attenti al fiume, rispettarlo, perché le acque del Piave, noi che siamo rivieraschi, siamo stati allevati con il detto: il Piave è un fiume traditore. E sono stati molti negli anni ad essere stati traditi dalle acque del Piave. Proprio dopo una di queste tragedie, nel corso della conferenza per l'ordine e la sicurezza dai sindaci, era arrivata una richiesta. E si chiedeva: ma vabbè, ma allora cosa dobbiamo fare? Chi fa cosa e come lo fa? Da questo è partito, il prefetto si è arrogato naturalmente l'onere di richiedere come muoversi e ha fatto la richiesta all'Avvocatura dello Stato. Il prefetto ha così interrotto una situazione di impasse che si era creata, con un parere dell'Avvocatura dello Stato ben chiaro trasmesso lo scorso autunno ai sindaci. Che dice: i comuni devono preservare naturalmente la sicurezza. La sicurezza sono acque non balneabili, devono dare il divieto di balneazione. Abbiamo preso questa missiva che è arrivata, siccome non c'erano più altre comunicazioni di fare riunioni, abbiamo passato al corpo di vigili: studiatelo, fate l'ordinanza e andiamo avanti, perché tra l'altro il mese di agosto è il mese anche più pericoloso, perché allora adesso sì c'è un'altra frequenza all'interno del Piave. Appena pronti, sull'argine saranno posizionati cartelloni multilingue di divieto di balneazione. Vengono qua, passano qualche ora al fresco, di sera, di notte, quando vogliono, ma però che non corrano pericolo quei bambini per entrare in acqua, che tra l'altro ha una temperatura molto bassa, dunque sappiamo che provoca congestioni. Bagniamoci i piedi ma non bagniamo il corpo, insomma, cioè adoperiamo l'acqua per rinfrescarci senza entrare, perché l'acqua adesso magari ci sarà pochissima e potremo vedere il fondo da tutte le parti, però il Piave è un fiume che presenta una varietà di fondo a distanza di 10 metri, dunque è molto pericoloso. Dopo l'ordinanza, sui social c'è già chi ironizza sull'utilità del provvedimento, c'è chi lo critica e chi invita addirittura a spostarsi altrove per fare il bagno nel Piave. Gli incidenti succedono quasi sempre per spavalderia, si assume i suoi rischi e non posso essere io tacciato di non aver reso possibile la difesa di quella vita. Insomma, parole ben chiare del sindaco Montesel verso chi vuole sfidare l'ordinanza, sfidando anche la sorte, i rischi e mostrandosi a fare il bagno in altre zone del Piave, senza forse comprendere fino in fondo i motivi dell'ordinanza stessa. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo qualche minuto di pubblicità e poi ritorniamo in diretta tra poco. Rieccoci in diretta con la polemica, soprattutto politica, sulla stanza del buco a Mestre, con Fratelli d'Italia che rifiuta ogni forma di consumo assistito e lancia la sua
controproposta dicendo l'alternativa c'è e unisce il pugno di ferro della polizia al soccorso medico-scientifico. La nostra posizione è ferma per un secco no alla stanza del buco a Mestre. Fratelli d'Italia alza il muro, nessun dialogo, nessuna trattativa e respinge al mittente la proposta di aprire una stanza del buco a Mestre. L'idea lanciata da Gennaro Marotta, presidente della municipalità di Mestre Carpenedo, non è un intervento su cui riflettere, ma una resa incondizionata dello Stato davanti alla criminalità e al degrado. Così i meloniani di Venezia chiudono la porta a qualsiasi discussione. L'idea che aprire una stanza del buco in un luogo specifico della città dove c'è già un grave problema, diciamo, c'è un problema di sicurezza, comporterebbe tutto un effetto negativo per il quale attirerebbe altri spacciatori, attirerebbe altre persone tossicodipendenti e creerebbe un disagio sociale importante di sicurezza non solo percepita ma di sicurezza reale per tutto l'intorno che va a creare. Lo Stato non può e non deve legittimare lo spaccio e l'autodistruzione. Con queste parole i meloniani denunciano altresì il rischio che l'ipotetica area scelta diventi a tutti gli effetti una calamita per spacciatori disperati da tutto il Veneto e non soltanto. La richiesta a questore e prefetto. Noi chiediamo al questore prefetto che faccia un coordinamento anche con i servizi sociali, i servizi sanitari che magari possono intervenire sotto altri aspetti nel problema e insieme a loro si trovi una soluzione che sia congiunta per ovviare al problema che c'è in questo momento a tenaglia i cittadini. Gennaro Marotta dal canto suo non arretra e rilancia. È una questione di salute pubblica. L'obiettivo primario è azzerare l'abbandono di aghi nei parchi, lungo i marciapiedi o vicino alle scuole. In sintesi, via le siringhe dalle strade, conclude. Insomma, è una vera e propria guerra di visioni. Da un lato c'è chi vede la stanza come un presidio medico per ripulire i quartieri dal degrado biologico, dall'altro chi la considera come un ghetto. Perché di fatto poi potrebbe sostanzialmente diventare una stanza dello spaccio. Noi chiaramente dobbiamo difendere la cittadinanza, dobbiamo difendere il quartiere e dobbiamo far sì che il quartiere, diciamo, sia rigenerato col bello e non attraverso il brutto. Insomma, una polemica destinata a continuare in città Mestre e poi a Conegliano con il vertice in prefettura per la sicurezza ieri mattina. Mezz'ora alla presenza di tutte le forze dell'ordine, una pattuglia fissa in centro e anche il sindaco a presidiare la città quanto deciso nel tavolo. Abbiamo deciso, nonostante non siano in aumento i reati e i dati ci dicono questo, di intensificare i controlli in centro e di mettere una pattuglia fissa, questa è la novità, ogni sera in centro città che passeggerà dalle 10 a mezzanotte insieme al sindaco, perché la maggior parte delle volte sarò assieme a loro e penso che questo sia una risposta pratica, effettiva e anche veloce al disagio che oggi stanno provando molti cittadini. Il disagio non è dei giovani, anzi dei deficienti, come li chiama il sindaco Fabio Chies, ma dei cittadini provati dai piccoli criminali che in queste ultime settimane si sono fatti particolarmente notare in città tra pestaggi da parte del branco, accoltellamenti, danneggiamenti e furti. Per questo ha chiesto e ottenuto un vertice con il prefetto, il questore e tutte le forze dell'ordine che hanno trovato una soluzione che si spera faccia da deterrente. Chiamo deficienti, continuo a chiamarli così, sono delle persone che non vogliamo vedere, ma l'appello è anche alle famiglie, perché questi ragazzi devono essere comunque controllati dalle famiglie e soprattutto richiamati dalle famiglie. Noi siamo e abitiamo in una città, in un territorio tranquillo con un'educazione di un certo tipo e vedere che c'è questa deriva non ci piace assolutamente, per cui alziamo il livello dell'attenzione e questa pattuglia in centro secondo me serve anche come deterrente per tutti loro. Ma il sindaco invoca anche il pugno più duro. L'ultima stretta del governo sull'imputabilità sempre presunta dei minori è un segnale, ma può non bastare. Ci soddisfa, ma vogliamo vedere gli effetti pratici, perché gli annunci sono una cosa, poi vogliamo vedere che praticamente ci sia la certezza della pena per questi ragazzi e la possibilità di intervenire da parte delle forze dell'ordine. Fabio Chies vorrebbe per loro lavori socialmente utili e in condizioni difficili. È chiaramente una provocazione, ma l'esasperazione ha raggiunto il punto di non ritorno. I lavori socialmente utili penso che non bastino più, bisogna mandarli a fare lavori di fatica, magari anche sotto il sole, così capirebbero cosa vuol dire far fatica. Lei ci sta pensando?
No, io ci penso da tempo, ma bisogna che ci permettano di farlo. Magari ci sono tanti aiuoli da tagliare in città, tanti argini del Monticano da ripulire e penso proprio che farebbe bene loro, magari anche senza cappellino in testa. Insomma, dure le parole del sindaco Chies. Quello del cronista Adriano Cappellari è stato un piano studiato nei dettagli anche attraverso l'intelligenza artificiale. Un piano costruito passo dopo passo. È questa la convinzione dei carabinieri, per i quali Adriano Cappellari non avrebbe improvvisato nulla. L'obiettivo, ipotizza la procura, era conquistare notorietà nazionale, trasformandosi da cronista locale a giornalista simbolo della lotta alla criminalità, fino ad aprirsi una strada in politica. Come dice lo psicologo e giornalista Lino Cavedon, sicuramente in questo giovane poco più che ventenne ci sono tratti di personalità che sono emersi con prepotenza in questo caso, perché è risultato manipolatore, cioè ha alterato fatti per influenzare gli altri a proprio vantaggio. Per rendere credibile il racconto, Cappellari ha coinvolto nomi di grande richiamo. Prima le lettere indirizzate a Don Maurizio Patriciello, il sacerdote anticamorra di Caivano. Poi il coinvolgimento della premier Giorgia Meloni per amplificare il caso sul piano mediatico e istituzionale. Anche l'intelligenza artificiale avrebbe avuto un ruolo nella pianificazione. Sarebbe stata utilizzata per predisporre testi, un impiego che i carabinieri di Bassano ritengono parte integrante della strategia, insieme alla preparazione materiale del presunto attentato. Ci sono poi gli accertamenti tecnici. Sul computer sequestrato sono state trovate le tracce della stesura delle lettere, la carta prepagata utilizzata per acquistare il materiale impiegato nella messa in scena dell'incendio, l'analisi biometrica supportata dall'intelligenza artificiale ritenuta compatibile con Cappellari e infine le immagini delle telecamere, dalle quali non risulterebbe alcun estraneo arrivare o allontanarsi dall'abitazione nel momento dell'attentato o presunto tale. Cappellari ai carabinieri qualche ammissione l'ha già fatta. Sarà interrogato nei prossimi giorni alla presenza del suo legale Roberto Rigoni Stern, dalla PM Alessia Grenna. Non ha compreso il ruolo del giornalista che riferisce fatti e non finzioni, che deve attenersi ad una precisa deontologia. Si è chiusa l'ispezione del Ministero dell'Istruzione sulla scuola primaria Cuman Pertile di Marostica. Il viaggio di istruzione a Trieste, che comprendeva anche un'attività con persone migranti, ha rispettato tutte le regole. Tutto regolare, tutto secondo i programmi, tutto senza violazioni. Si chiude dopo quasi 80 giorni la vicenda che a metà maggio aveva riguardato un'attività svolta da 2 classi quinte della scuola primaria Cuman Pertile di Marostica. In occasione di un viaggio di istruzione ad Aquileia e Trieste, alcuni di loro volontariamente avevano partecipato in collaborazione con l'associazione Fornelli Resistenti di Bassano alla distribuzione dei pasti ai migranti provenienti dalla rotta balcanica che si trovavano in Piazza Libertà, vicino alla stazione del capoluogo Giuliano. L'attività, come aveva spiegato il dirigente scolastico Gianluca Garlini, era stata preparata in classe, condivisa coi genitori, accompagnata da docenti e volontari per tutto il suo svolgimento, circa un'ora. Ciao, di che scuola sei? Sono del Alfalice Cuman Pertile di Marostica, in provincia di Vicenza. Di Marostica, sei venuta qua nella Piazza del Mondo per aiutare, dare cibo ai più bisognosi. È da questo filmato, realizzato pare senza autorizzazione e poi diffuso sui social, che si è scatenata una bufera mediatica e politica, con levate di scudi da parte di esponenti del centrodestra, le europarlamentari Anna Maria Cisinte ed Elena Donazzan, l'onorevole Silvio Giovine, interrogazioni parlamentari al ministro Valditara e un'ispezione nei confronti della scuola e del suo operato, avviato già in classe nei mesi precedenti anche con percorsi sensoriali. Un percorso ad occhi bendati, perché loro scalzi perché durante la rotta balcanica le scarpe, siccome durano anni e anni, le scarpe e i calzini si rompono.
A sostegno del progetto erano state raccolte alcune centinaia di firme. Ora che gli ispettori ministeriali non hanno rilevato irregolarità, dai banchi locali e nazionali del centro-sinistra si invocano le scuse da parte di chi ha sollevato il polverone. Ma la stessa onorevole Cisinti in una nota ribadisce il concetto di lavaggio del cervello che sa di indottrinamento a favore degli antagonisti che si schierano contro le forze dell'ordine. Fra un mese questi ragazzi saranno in prima media, fra 4 anni potranno votare. Chissà se e come si ricorderanno del loro viaggio a Trieste e di quello che hanno imparato, non va dimenticato, col consenso dei loro genitori. È scontro politico sulle nuove tariffe del trasporto pubblico locale nel Bellunese. L'ente di governo ha approvato il nuovo piano tariffario che entrerà in vigore da oggi e picchierà duro sui lavoratori. Per le opposizioni si tratta di aumenti ingiustificati. Dal carnet da 10 corse pagato come 8 al nuovo abbonamento studenti valido 12 mesi fino al biglietto urbano da 75 minuti e al ticket giornaliero. La revisione delle tariffe del trasporto pubblico locale approvata dall'ente di governo porta con sé alcune novità pensate, secondo Dolomiti Bus, per rendere il servizio più semplice e conveniente. Ma insieme alle agevolazioni arrivano anche gli adeguamenti tariffari che hanno acceso polemica e forti critiche. Lo si è visto anche durante la riunione del Consiglio Comunale di Belluno, durante il quale sono emerse in risposta a domanda di attualità del PD azioni contraddittorie di una provincia che approva gli aumenti che utilizza le sue spettanze per calmierarli. Sul punto interviene anche l'ex consigliere provinciale con delega ai trasporti Massimo Bortoluzzi. È stato deciso di applicare quello che è scritto sul contratto e nessuno dice che è sbagliato farlo. Non possono ricadere sui cittadini e sulle famiglie e sui lavoratori tutte le problematiche e tutti i costi aggiuntivi che sono dovuti all'inflazione. Per Dolomiti Bus si tratta di un riordino complessivo del sistema previsto dal contratto di servizio che punta a favorire chi utilizza con continuità autobus e corriere senza rinunciare agli investimenti e alle agevolazioni per studenti e lavoratori. Peccato che gli investimenti escano dal territorio. Secondo gli ex consiglieri provinciali Massimo Bortoluzzi e Silvia Calligaro, oggi consigliera regionale, in un momento in cui Dolomiti Bus chiude i bilanci inutile e distribuisce dividendi ai soci pubblici, quelle risorse dovrebbero essere reinvestite per migliorare il servizio e contenere il costo dei biglietti, anziché gravare sugli utenti. Dal Consiglio Comunale il sindaco di Belluno apre uno spiraglio, sia pur flebile. I sindaci, compreso anche il Comune di Belluno, hanno subito proposto un emendamento perché il 40% degli utili spettanti alla provincia quale ente di governo negli ultimi 2 anni venga reinvestito a favore dei lavoratori soprattutto. Nei prossimi mesi perciò è attesa l'apertura del tavolo di lavoro fra provincia e Dolomiti Bus. Il 40% dell'utile spettante a Palazzo Piloni verrà reinvestito per calmierare le tariffe. Paradossale per l'opposizione che guarda al futuro del trasporto pubblico bellunese senza una visione sulle urgenze reali, implementazione dell'organico e piano di rilancio con attenzione alle aree periferiche. Ci fermiamo ancora, abbiamo una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo tra pochissimo in diretta. Siamo tornati in diretta e sono in compagnia dell'assessore regionale alle politiche sociali. Le deleghe sono diverse, ma le sintetizziamo così. Buongiorno Paola Roma, ben ritrovata. Buongiorno a voi. Ed è un'estate intensa, di intenso lavoro per l'assessore e per i suoi collaboratori. Tante le tematiche, le novità su cui si sta lavorando. Allora andiamo con ordine, assessore, e iniziamo su quelli che sono gli incentivi economici che guardano agli studenti di determinati indirizzi scolastici per quelli che sono i corsi di formazione per OSS, perché sappiamo quanto in tema sanitario ci sia bisogno di nuove figure professionali, tra cui proprio quelle dell'OSS. Di cosa si tratta? Sicuramente questa è un'opportunità soprattutto per gli studenti e le studentesse che naturalmente frequentano la parte legata ai servizi sociali, ed è un'apertura che viene data con la collega Mantovan proprio per avere quell'aggregazione importante di un'opportunità per i ragazzi di usufruire di questa contribuzione proprio per scegliere un percorso formativo che li possa abilitare proprio all'esercizio dell'OSS. Noi ci siamo resi conto che questi anche istituti preparano i ragazzi anche molto più dell'assistente familiare, nel senso che il loro percorso di studio è davvero importante e fondamentale e crea quell'opportunità
l'opportunità di aggregare anche questi ragazzi proprio nelle attività che si vanno proprio a intersecare nella parte del sociale, e credo che questo vada in linea con quanto il Presidente, anche attraverso l'assistente familiare di quartiere, perché ricordo che anche con l'apertura di questa opportunità attraverso l'area della formazione, in particolare anche con ENAIP, sulla quale si stanno sviluppando gli opportuni percorsi, ovviamente ci sono naturalmente prima la frequenza, le ore proprio di assistente familiare, ed ora c'è l'opportunità di iscriversi anche a questo percorso, possa davvero essere quello snodo che arriva sempre di più vicino all'opportunità che si possano prendere cura anche queste figure anche di più persone, tenuto presente di situazioni magari di persone autosufficienti ma che però hanno un bisogno, una necessità ben differenziata, insomma, rispetto a quella della persona non autosufficiente. Quindi davvero questa opportunità resa anche possibile proprio al collegamento con gli ambiti territoriali sociali, che sono il fulcro più importante di tutta la riforma e su cui stiamo lavorando con tutti i 24 ambiti territoriali sociali, per poter permettere davvero di mettere a sistema queste misure e quindi di individuare anche quella figura che possa essere da ponte anche per più famiglie. Ecco, parliamo di studenti delle classi quarte e quinte di un istituto professionale indirizzo servizi per la sanità e l'assistenza sociale e o in possesso di diploma di Stato per i servizi sociosanitari, i servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Quindi come funzionerà tecnicamente? Cioè, per quegli studenti che sono interessati perché frequentano questi indirizzi, cosa dovranno fare? Il bando è stato pubblicato proprio nel BUR, possono accedere direttamente. Questa parte proprio di intervento è legata ai requisiti che venivano individuati prima proprio in quegli istituti presenti in tutta la regione del Veneto e che danno questo tipo specifico di discipline. I ragazzi possono accedere proprio avere l'opportunità di avere questa contribuzione per poter avere ovviamente questa parte di formazione. È una cosa importante che riteniamo anche per proprio avvicinare al mondo del sociosanitario l'opportunità di questi studenti che davvero anche nel percorso di PTCO, che poi svolgono durante anche il corso, il loro percorso insomma di attività di istruzione, davvero si avvicinano alle strutture, alle diverse realtà e diventano un valore aggiunto per le stesse. Quindi credo che questo sia davvero un'opportunità che possa essere colta. L'importo totale del finanziamento che la Regione ha messo a sistema sono proprio 2 milioni di euro e sulla base di questo c'è ovviamente una opportunità importante per dare una risposta anche a quei ragazzi che decidono naturalmente di avvicinarsi a questa parte proprio legata al sociale e che credo diventi fondamentale anche per le scelte anche successive. Stiamo parlando anche di scuole che davvero hanno anche un'apertura rispetto a profili di fragilità importanti e che possono consentire insomma anche questo accesso ovviamente in fase successiva. Però questo diciamo è un ulteriore sprone, un'ulteriore modalità sulla quale insomma si vuole andare ad intersecare tutta questa fascia insomma di ragazzi che naturalmente possano scegliere chiaramente il percorso legato al sociale. Anche perché significa per questi ragazzi, concluso il percorso di studi con i corsi di formazione, poi avere un lavoro e quindi avere proprio un futuro già tracciato. E io credo che in questo l'opportunità che può essere data è proprio anche attraverso la riforma degli ambiti territoriali sociali, dove potrebbero valutare l'opportunità all'interno di quelli che saranno poi nei prossimi mesi, nella fase successiva, anche le identificazioni degli ATS all'interno del punto unico di accesso, all'interno delle case di comunità, dove chiaramente questo è uno degli obiettivi importanti e su cui anche chiaramente professionalità come queste possono trovare un'opportunità attraverso l'ambito territoriale sociale davvero di poter mettere a sistema anche le loro competenze e di avviare anche questa nuova modalità operativa degli ambiti, che vede davvero un lavoro di squadra con tutti quanti, con cui anche nei diversi tavoli di lavoro stiamo cercando di sviluppare non solo per la parte della coprogrammazione e coprogettazione con il terzo settore, il volontariato, ma anche nella parte sindacale fondamentale anche per chiaramente il passaggio del personale anche dalle aziende sanitarie che vogliono lavorare all'interno dell'ambito territoriale sociale, ma le funzioni poi con gli assistenti sociali, perché le funzioni degli ATS, al di là dei LEPS che sono i livelli essenziali delle prestazioni sociali che la norma prevede, ci sono una serie di attività che possono andare a condividere. Perché no? Una delle funzioni potrebbe essere anche quella legata all'abitare, cosa fondamentale sulla quale si va ad intersecare anche la prossima azione che il Presidente Stefani ha voluto portare avanti anche rispetto a quello che sarà poi il bando rivolto anche alle politiche abitative. E a proposito di fragilità, c'è tutta la riforma sulla disabilità. La Regione ha approvato il piano, proprio il piano formativo per attuare il progetto sulla disabilità, il cosiddetto progetto di vita.
possiamo capire meglio di che cosa si tratta. Abbiamo parlato spesso della riforma della disabilità, ma entriamo un po' di più sul progetto di vita che va a guardare proprio il disabile nel suo contesto sociale e familiare. Certo, allora questo provvedimento in particolare fa riferimento alla contribuzione che il Ministero della Disabilità, il Ministro Locatelli, ha dato alla nostra Regione, 1.400.000 euro, in cui questa deliberazione va ad intersecarsi nelle opportunità formative in cui attraverso la Scuola di Formazione Sanità Pubblica, unitamente chiaramente alla collaborazione anche con le università del Veneto o con sede in Veneto, perché abbiamo anche nel Porto Gruarese una facoltà, uno studi universitari che sono legati a una facoltà che però non è veneta ma è legata al Friuli Venezia Giulia, ma questa trasversalità permetterà di lavorare con gli ambiti territoriali sociali, con tutti i soggetti della rete, quindi il terzo settore, le associazioni, tutta la parte sindacale, ma tutta questa parte che dovrà naturalmente lavorare con queste linee proprio per mettere a sistema la riforma che partirà per legge dal 1° gennaio del 2027, che ora si sta sperimentando in alcuni territori della nostra regione, in particolare lo scorso anno era iniziata a Vicenza, ora si sta facendo nella sperimentazione a Treviso, Verona e Venezia, e poi chiaramente su questa parte la riforma avrà proprio la partenza in maniera completa rispetto alla norma dal 1° gennaio 2027. Si tratta di un cambio di paradigma e di un cambio di paradigma che deve essere fatto assieme alle famiglie ma assieme a tutti gli attori della rete, l'INPS, l'ULS, chiaramente gli ambiti territoriali sociali, la parte legata ai servizi sociali, e diventa fondamentale perché è quel percorso, è quel progetto che va a identificare i bisogni della persona e li mette a sistema con tutta quella rete anche informale che c'è all'interno della comunità. La rete informale è data anche proprio dalle associazioni che sono attive nella comunità, da quelle sportive a quelle legate al sociale, alle parti culturale. Sostanzialmente si va a dare una importanza rispetto a quel progetto che dia sempre più autonomia alla persona. Abbiamo visto come il PNRR Missione 5, che è stato dato dal Ministero direttamente agli ambiti territoriali sociali, abbia potuto permettere dei percorsi legati anche all'autonomia delle persone, ed è sempre verso questo che il progetto di vita va ad includersi, quindi è un'opportunità che possa collegarsi con la parte lavorativa, con la parte anche di autonomie attraverso anche quella che è anche lo spazio del co-housing legato proprio a quel terzo settore che con l'azienda sanitaria e gli ambiti sta proprio gestendo in alcune opportunità proprio di inserire percorsi di autonomia legandoli anche a percorsi lavorativi. Quindi il progetto di vita è legato proprio alla persona, ai suoi desiderata, ed è proprio un progetto che si va ad inserire anche sulle ulteriori opportunità all'interno della rete che sono legate ovviamente a tutti gli attori che di questa rete all'interno della comunità fanno parte, tutti quanti con un importante valore, a partire dalle società sportive, quindi per l'attività anche legata allo sport, e su questo voglio anche ricordare che i bandi che lo sport sta portando adesso a compimento hanno molto a che fare anche con la parte del sociale. Infatti abbiamo potuto avere un'integrazione che oltre al tavolo sport anche da parte della commissione regionale che si è espressa rispetto a questo, un'opportunità di integrazione che va dalla propedeutica all'attività sportiva, all'opportunità di fare queste attività anche nelle strutture per anziani, per disabili e per minori, una rete quindi che si amplia anche in luoghi non convenzionali. Questo diventa fondamentale perché le strutture sono centri di servizi e in questo caso si va a cogliere anche l'opportunità che le società sportive davvero anche nell'attività che fanno, anche legata alla propedeutica dell'attività sportiva con i giovani, ma penso anche rispetto a quello che il CONI sta cercando di fare anche per l'organizzazione di corsi contro la violenza contro le donne, nelle quali ci saranno gli avvocati, gli psicologi, ma anche il terzo settore che è formato rispetto a questo, e quindi lo sport entra a pie pari all'interno anche di questa parte del sociale, ma dall'altra vedere davvero l'opportunità che le società sportive che già molto investono anche sui ragazzi e su quella povertà educativa, possono sperimentare l'opportunità anche per le persone anziane di avvicinarle almeno una volta a settimana, magari legate alla ginnastica dolce, così come fanno le associazioni già in buona parte, l'opportunità davvero di attraversare proprio con lo sport il benessere della persona e cercare davvero in quella longevità di lavorare attraverso stili di vita, modalità, ma anche guardando all'invecchiamento
invecchiamento attivo, che è tutto il resto insomma dell'attività. Quindi lo sport in questo caso diventa anch'esso una parte legato al progetto di vita, perché sappiamo come tante persone con disabilità, davvero l'abbiamo visto anche da atleti paralimpici, ma non solo, anche attraverso le associazioni, per quello che fanno, danno davvero delle opportunità importanti di socialità, ma anche di star bene con le altre persone e di far parte di una comunità che è la comunità di appartenenza. Ecco, io ritornerei un attimo allo sport che entra nel sociale e il sociale che entra nello sport. Mi sembra di capire che si viaggia su due binari: da un lato la possibilità di realizzare eventi sportivi laddove solitamente non ci sono, ma dall'altra parte anche ampliare quella che è l'offerta delle società sportive, che tra l'altro sappiamo spesse volte avere anche delle difficoltà economiche, la difficoltà di far quadrare i bilanci, società sportive che vanno in crisi, che sono costrette a chiudere. Abbiamo avuto degli esempi anche società sportive, penso nella Marca Trevigiana. In tal senso, come si supportano in questo percorso proprio le società sportive? Guardi, con questi due bandi sostanzialmente uno riguarda proprio la parte delle manifestazioni che sono state svolte o verranno svolte nel corso dell'anno, quindi da gennaio di quest'anno fino al 31 di dicembre, che potranno candidare chiaramente la loro parte, ma dall'altra parte tutta la promozione dell'attività sportiva che viene fatta anche in alcuni casi con la parte della declinazione femminile, in altra parte con l'avvicinamento proprio anche di persone con disturbi comportamentali, di ragazzi con ADHD o DSA, quindi tutta quell'opportunità in cui si vanno ad inserire in questo contesto. L'opportunità di questi bandi creerà sicuramente un'opportunità anche per noi di avere delle ulteriori progettualità che si intersecano perfettamente con quello che con gli ambiti territoriali sociali diventerà fondamentale fare, e cioè quella sinergia di rete. Infatti negli ambiti territoriali sociali sono stati proprio i soggetti a cui abbiamo chiesto la collaborazione anche per lavorare attraverso il CIP e il CONI nella divulgazione proprio di queste opportunità, e per noi questo diventa fondamentale perché significa anche riconoscere attraverso l'opportunità delle attività sportive la possibilità che naturalmente questo vada a conglobarsi in quello che è effettivamente il progetto di vita della persona. Però ritengo anche che le opportunità che le società sportive adesso stanno anche dando ai ragazzi in povertà educativa, parlo per esempio di coloro che sono seguiti magari per la situazione del dopo scuola, ma magari si avvicinano alla società sportiva, possono avere delle opportunità anche rispetto a questo. Il piano d'azione dello sport della Regione Veneto, che poi abbiamo anche condiviso con i colleghi assessori delle altre regioni, va a delineare proprio questo, una trasversalità di lavoro proprio legato in entrambe le situazioni, perché effettivamente la parte dello sport si integra completamente con quello che è il percorso legato al sociale e dà veramente quella situazione di benessere della persona che è l'inclusione della stessa proprio all'interno delle opportunità che il mondo dello sport sta dando e anche di quello che le società sportive si stanno facendo carico proprio con risorse anche proprie per aiutare anche le situazioni di fragilità che ci sono nel territorio. Diciamo che si concretizza quella che è sempre stata l'idea dello sport come momento di inclusione, come momento proprio anche per tenere i ragazzi lontani dalle cosiddette cattive compagnie, quindi si concretizza quella che è sempre stata un progetto, un'idea. Certo, questo si va a concretizzare anche in quello che poi il ministro Abodi ha individuato come il DPCM Oratori, che ha reso destinatarie proprio le diocesi, in questo caso proprio per un progetto per diocesi, e che si andrà proprio ad ampliare in quella rete, perché sappiamo che per esempio anche tutte quelle attività di carattere amatoriale che vengono svolte da parte delle federazioni sono anche in quegli spazi non pubblici, ma naturalmente legati alle parrocchie, e qua va fatta una sinergia importante. Abbiamo visto che c'è un disegno di legge che adesso avrà anche i decreti attuativi, dove vengono riconosciute anche quell'educazione non formale che è legata per esempio ai centri estivi, a tutta quell'attività che viene svolta dagli oratori. Quindi anche dal punto di vista nazionale c'è questa apertura verso un'opportunità in cui ogni snodo della rete che è all'interno della comunità diventa fondamentale per produrre davvero il benessere della persona. Ricordiamo che anche le attività amatoriali raggiungono quella fascia di popolazione che magari fa un'attività
sportiva, poi magari finisce quella parte magari legata anche all'agonismo e magari ci ritorna dopo, magari se ha un figlio o se ci sono altre condizioni. Ecco, quella fascia cosiddetta grigia diventa fondamentale quell'attività che chiaramente la parte amatoriale cerca di svolgere assieme alle federazioni, perché è davvero inclusiva, permette a queste persone anche di avere un controllo della propria salute, ma davvero nella longevità in cui tutti quanti insomma stiamo cercando di muoverci è proprio legata anche a stili di vita e a modalità ed approcci differenziati. Quindi credo che davvero in questo ci sia molto da lavorare e sicuramente se viene fatto sistema proprio anche con la parte legata al sociale, lo sport davvero sia un motore fondamentale, perché chiaramente è lì dentro che si parla di squadra, che si riconoscono i valori di una squadra e che soprattutto anche permette ad ognuno di avere il proprio spazio e il proprio contesto ovviamente nella socialità. E poi altro tema sul quale l'assessore Paola Roma ha lavorato è quello della lotta agli sprechi alimentari con gli empori della solidarietà. Ovvero, Assessore? Attraverso questa opportunità c'è il bando che appunto è stato pubblicato con la deliberazione, nell'opportunità di avere ulteriori opportunità di finanziamento degli empori solidari. Ricordo che la rete è composta dal Banco Alimentare, dalle Caritas, dalla rete degli empori, e quindi quei luoghi in cui non sono semplicemente delle persone, sono delle persone che hanno dei volontari con cui parlano, c'è un momento di ascolto, ci sono quelle fragilità legate alle famiglie anche importanti, rese evidenti anche dal rapporto della Caritas, dove va ad individuare veramente una situazione di fragilità molto importante. Questi diventano davvero una importante rete grazie ai volontari che di questo si occupano e che lo fanno proprio nello spirito di aiutare le famiglie, di prendersi cura nello spazio di ascolto, ma anche in tutta quella parte che vogliamo integrare, che è quella legata all'accompagnamento all'abitare. Questi soggetti sono fondamentali e il volontario in questo caso non è solamente un supporto per quello che può significare naturalmente anche l'aiuto rispetto a quella che può essere una situazione legata anche alla contingenza della famiglia, ma un punto di ascolto che permette anche attraverso i servizi e quindi gli ATS adesso in Costituzione di prendersi carico di situazioni di fragilità, ma in via generativa. In questo senso le importanti interventi che si stanno mettendo a terra diventano un fattore generativo affinché non sono bonus, non sono voucher, sono opportunità di dare delle possibilità alle famiglie che si trovano in determinate situazioni di bisogno di essere accompagnate per un periodo, poi di uscire dalla rete e di dare risposte ad altre famiglie. Questo tipo di importante di progettualità che vedrà appunto nel bando che sarà aperto fino a settembre proprio per le proposte progettuali significa incrementare quella rete già importante che nel Veneto c'è legata agli empori, che non danno solo una risposta proprio collegata agli sprechi, a quello che è l'attività importante del Banco Alimentare, all'attività delle Caritas, ma anche uno spazio davvero di ascolto delle necessità. Noi abbiamo bisogno di questo tipo di intervento, soprattutto in un momento in cui anche la solitudine diventa un problema molto importante per tutti i territori, e quindi anche l'anziano possa trovare una risposta rispetto a una situazione di fragilità con questi volontari che davvero non si limitano diciamo alla loro attività che è quella proprio di disponibilità, ma sono un punto della rete senza il quale la rete non può stare in piedi, e questo è un'importante misura a cui noi teniamo tantissimo, e credo che questo tipo di intervento possa davvero andare a valorizzare ed ampliare l'offerta che già nel territorio veneto c'è, e ringraziando tutti i volontari che davvero si occupano di questo e lo fanno in rete anche con tutte le altre associazioni che sono all'interno del territorio. Assessore, chiudendo, quali sono gli altri campi sui quali si sta lavorando? Sicuramente avremo la parte legata all'abitare, nella quale dopo appunto l'approvazione della legge del Consiglio regionale legata all'utilizzo dei 50 milioni andremo poi ad esplicare le bozze dei bandi, in cui incontreremo i territori ad agosto, andrà nelle commissioni a settembre per poi uscire il bando. Abbiamo anche tutta la parte della non autosufficienza, su cui incontreremo chiaramente i vari soggetti nel territorio per tutta la parte degli interventi legati a questo, ma non solo
solo la riforma degli ATS su cui stiamo lavorando e cercando davvero di dare una mano ai territori per attuare questa importante riforma che diventa fondamentale anche e come snodo per avere anche i finanziamenti nazionali legati al Ministero delle Politiche Sociali. Dall'altra parte il progetto Stacco, che è legato anche questo invece ed è uno dei bandi che è uscito anche legato al trasporto, all'importante attività di trasporto che viene resa da parte dei volontari in tutto il territorio. Avremo tutta la parte anche legata al fattore famiglia, a tutte quelle che sono le azioni che si stanno esplicando, non dimenticando l'autismo e non dimenticando anche tutta la parte legata nello specifico anche alla parte dello sport, su cui stiamo lavorando anche con il Ministero rispetto a quei costi legati alle società sportive e in particolare nei temi sui quali ci stiamo confrontando con le varie commissioni. Non da ultimo però non posso dimenticare per l'abitare anche tutta la parte legata al piano casa, che ci vedrà ad attivarci proprio con i territori per vedere le varie opportunità e quello che naturalmente viene messo a sistema rispetto a questo. Credo che davvero di lavoro e di lavoro di squadra con tutte le commissioni, quindi con i consiglieri ma anche con il territorio integrato, con la rete, che sia la parte chiaramente del terzo settore, del volontariato, la parte dei sindacati come dicevo per la riforma degli ATS, la parte degli assistenti sociali per le funzioni e i comuni, diventa davvero un lavoro importante in un momento in cui ci sono parecchie riforme che riguardano il sociale messe insieme, ma credo che davvero solo il lavoro di rete ci permetterà di rappresentare anche le peculiarità che ogni territorio ha. Insomma, tanti temi di cui torneremo a parlare insieme in un prossimo incontro, Assessore. Grazie davvero a Paola Roma, Assessore regionale alle politiche sociali. Buon fine settimana, che sarà un fine settimana di lavoro, e noi continuiamo con le notizie. Con la Camera di Commercio chiude la sede di Piazza Borsa a Treviso, lo stop è temporaneo, non è sicura, dice il Presidente De Bettin, in vista ci saranno i trasferimenti. Noi abbiamo deciso di chiudere questa sede tra il 1° settembre e il 15 settembre perché di mezzo ci sono le ferie. Palazzo di Piazza Borsa chiuso definitivamente causa inagibilità. Questo è il primo provvedimento del neopresidente Francesco De Bettin, comunicato nel corso della presentazione della nuova giunta camerale. 1 mese e mezzo di tempo per trasferire la quarantina di impiegati della Curia Mercatorum e dello IAT nelle sedi provvisorie offerte da artigiani industriali alla Piani e dalla provincia di Treviso al Sant'Artemio. Sarà una Camera di Commercio diffusa per quasi un anno, stando ai conti del presidente ingegnere, prima del trasferimento concordato col comune di Treviso al Palazzo da Borso, ex sede del liceo musicale Manzato. Si andrà fra gennaio se va bene, a giugno se va male, perché noi avremo bisogno, uno, di disegnare gli interni produttivi di questi 900 metri su 3 piani che ci verranno probabilmente dati in concessione. E poi abbiamo soprattutto il tema impiantistico e di sicurezza e di cyber security che va gestito. E mentre si parla già dell'ennesimo buco nero in centro storico, come il vicino Palazzo Scotti o l'ex questura Santa Maria Maggiore, De Bettin puntualizza. Metteremo in sicurezza l'edificio con dei bei lucchetti, non ci sarà più nessuno dentro, garantiremo la sicurezza alla violazione degli accessi e la sorveglieremo. Questo nell'attesa del 15 settembre, quando i vari enti in conferenza dovrebbero approvare il nuovo progetto. Intanto, per tutto il tempo che ci vorrà, la Camera di Commercio sarà rappresentata a Belluno. I consigli camerali li terremo a Belluno perché la sede è nostra e che la sede di rappresentanza, nel caso in cui qualcuno di importante ci venga a trovare, sarà non un posto in affitto, ma un posto dove, come diciamo noi montanari, possiamo camminare sul nostro, e il nostro è a Belluno. Una scelta anche nella prospettiva di una maggiore integrazione tra Treviso e Belluno, tant'è che il presidente De Bettin ha coniugato un nuovo termine: Camera di Commercio Veneto Nord. La Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Treviso, Belluno, Dolomiti è lungo anche da scrivere. La cosa più semplice è chiamarla Veneto Nord, che sappiamo che siamo tutti insieme, e il fatto di essere tutti insieme vuol dire che insieme abbiamo dei problemi da risolvere, delle opportunità da cogliere. Il nome è un di cui. Poi non si sa nemmeno se con tutta la burocrazia che c'è si potrà chiamare Veneto Nord. Però a me pareva bello esordire dicendo chiamiamola Veneto Nord, altrimenti non mi avreste intervistato.
I serrai di Sottoguda tornano nel loro antico splendore, pronti ad ospitare turisti ed escursionisti. Abbiamo un problema tecnico con il servizio sui serrai di Sottoguda, allora andiamo avanti, torniamo a Treviso con il presidente di FIPE, Michele Pozzobon, che scrive una lettera ai cittadini e imprenditori elogiando la scomodità. Vediamo di cosa si tratta. FIPE e Confcommercio lancia un appello ai cittadini. Con una lettera aperta dal titolo Siate scomodi, il presidente Michele Pozzobon invita a riflettere sul ruolo di bar, ristoranti e pubblici esercizi, non solo come attività economiche, ma come luoghi di incontro, socialità e presidio del territorio da vivere e non da fruire con un click dal divano. L'obiettivo è quello di fare un elogio alla scomodità. Scomodità inteso proprio come spirito di iniziativa personale che tocca ovviamente ogni imprenditore, ogni cittadino, ma ogni uomo. Viva la scomodità, viene da dire, perché proprio nella scomodità intravedo l'opportunità di trovare la vera essenza della vita, le cose anche più intelligenti, più complesse. Secondo FIPE non basta indignarsi quando abbassa la serranda un'insegna storica, serve una maggiore consapevolezza da parte di tutti, istituzioni e consumatori compresi, perché scegliere di vivere piazze locali significa contribuire a mantenere vive le comunità. Il click dal divano ha innegabili comodità, ma dall'altro impoverisce la vita relazionale che è fatta di strette di mano, di incontri e di strada condivisa. Mi sento di dire attenzione che questo click che non ci porti proprio a essere troppo comodi e quindi soli, quanto piuttosto essere scomodi ma essere in compagnia, no? E quindi troviamo di nuovo all'interno della scelta anche quotidiana di quello che è un acquisto di un prodotto, di un acquisto, di una scelta, di un servizio che noi adottiamo, anche l'interesse dello stesso e quindi cercare di entrare con una natura un po' diversa, anche più curiosa e quasi essere attratti da questa scomodità che secondo me sarà una luce nuova, un modo anche per rivedere e valutare le stesse cose in maniera diversa. Il comparto, nonostante le chiusure, tiene. Questo grazie anche ad alcune grandi famiglie che resistono stoicamente. Ecco perché vanno aiutate vincendo la scomodità. Quello che mi auguro venga preso come occasione di riflessione sia proprio quello del consumatore, no? Che oggi si aspetta sempre grande efficienza, grande efficacia anche del prodotto che acquista, ma che oggi mi sento di dire lanciatevi con scomodità verso la nuova scoperta, perché davvero secondo me a volte le letture sono troppo superficiali e dietro anche un semplice caffè c'è una storia, ci sono aneddoti, ci sono valori che veramente rendono quel caffè unico. E adesso una bella storia che arriva dalla Russia e che si intreccia con il concerto di Sting andato in scena ieri sera a Bassano. E poi Hello. Ciao. 2 biglietti gratis per il concerto di Sting al Parco Ragazzi del 99 offerti da 2 Punti Eventi e 2 notti di pernottamento gratuite offerte dal ristoratore bassanese Roberto Astuni. Vi ricordate la storia di Artem Pismeni? Lo avevamo incontrato l'anno scorso, era arrivato dalla Russia spendendo tutti i suoi risparmi per vedere il concerto del suo idolo Sting. Purtroppo, causa la forte pioggia, l'evento era stato annullato. Al nostro microfono aveva parlato un giovane sconsolato. Poi il concerto è stato riprogrammato e per Artem una seconda chance da condividere con la sua fidanzata, cui proprio durante questo viaggio ha chiesto di sposarlo. È palpabile la sua gioia. Sono così felice e grato agli albergatori e agli organizzatori dell'evento di avermi dato l'opportunità di venire qui e usufruire di questa occasione gratuita. Grazie davvero, ci hanno trattati come veri amici, è bellissimo e ci sentiamo a casa, tante grazie.
Ricordiamo tutti la sua disperazione, che è stata veramente, ha toccato il cuore di tutti quanti, e per questo noi abbiamo deciso di contattare immediatamente l'organizzazione e chiedere se, qualora il concerto fosse stato riprogrammato, appunto, di collaborare per riportarlo qui a vedere Sting, che era il sogno della sua vita. Abbiamo fatto fatica, devo dire, a contattarlo perché ovviamente abitando tra l'altro ai confini tra la Russia e l'Ucraina, insomma, magari le trasmissioni non sono così veloci, no? C'è da dire che nel momento in cui voi non riuscivate a mettervi in contatto con questo giovane avete per un attimo temuto il peggio. Beh, assolutamente sì, perché appunto dall'indirizzo che avevamo appunto del suo documento siamo andati a vedere dove era la sua residenza ed era proprio i confini, no? Di zone di guerra, quindi abbiamo pensato al peggio, ma fortunatamente insomma è arrivato qua con la sua giovanissima sposa. Una bella storia che ancora una volta sottolinea lo spirito di accoglienza della città ai piedi del Grappa. Il fiume Lemene torna a farsi via di scoperte e cultura, successo oltre le aspettative a Portogruaro per il debutto dei tour fluviali gratuiti. Prime uscite e subito sold out, tutto esaurito per il rilancio del turismo fluviale nel Veneto. Ha preso il via la stagione dei tour guidati in barca che collegano Concordia e Sagittaria a Portogruaro. Che è veramente un'esperienza unica, vedere la città sia di Concordia che di Portogruaro dal fiume è una prospettiva diversa. Era la prospettiva che avevano i nostri avi quando sono saliti attraverso il fiume e sono arrivati a Portogruaro a portare la civiltà prima romana e poi medievale, insomma, quindi un'esperienza veramente unica. Iniziativa interamente gratuita per i passeggeri con il patrocinio e il finanziamento del comune. Un'attività che avevamo già iniziato così sporadicamente, ma adesso la istituzionalizziamo, la sovvenzioniamo e quindi questi sono i prodromi di quello che sarà anche un po' una barca anche proprio del comune. Il servizio permette ai visitatori di risalire la corrente dell'Emene direttamente nel cuore del centro storico, proprio nel giorno del mercato settimanale. Quindi con la conoscenza anche con la possibilità di muoversi tra le bancarelle e visitare uno dei più grandi mercati della Venezia orientale. I posti a bordo per le date di agosto e settembre sono già esauriti. Una sfida di acquistare un natante della capienza di 15 persone, di farlo unitamente insieme a TVO SRL, che è il nostro infopoint, l'infopoint che rappresenta Portogruaro, e tenerla a disposizione del comune di Portogruaro, ma della comunità dei portogruaresi e dei turisti, questo natante tutto l'anno. Gli organizzatori hanno aperto una lista d'attesa. Per iscriversi o per prenotare invece la visita a piedi è necessario inviare una mail a info@turismoveneziaorientale.it. Siamo in chiusura, ringrazio Alessandro Granziere e Marco Gagliazzo in regia, ringrazio voi per averci seguito, ora vi lascio alla sigla le previsioni del tempo, a seguire Casa Pappagallo con la ricetta del giorno e poi alle 16:15 il film Tuna. Grazie ancora e buon pomeriggio.